Basta con gli attacchi a una buona riforma sanitaria e basta dichiarazioni che confondono il nostro elettorato, è quanto rimarcato dal governatore Fedriga nel vertice di maggioranza di ieri. Dissi la mia sulla sanità regionale, vedo che c'è chi ha cambiato idea, il ministro Ciriani, critico in tema sanità, rimane sulle sue posizioni nonostante il buon esito del vertice. Tragedia sulla Napoleonica nella zona della palestra naturale, trovato in un dirupo il cadavere di una donna, sul posto la scientifica, difficoltose le operazioni di recupero della salma. Nuovo episodio violento di aggressione al personale sanitario al pronto soccorso di Cattinara, arrestato un 50enne di origine indiana in stato di forte alterazione alcolica. In Regione l'amministrazione della giustizia risulta particolarmente virtuosa nonostante la pesante carenza di personale in diversi settori. Ecco quanto emerso dall'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ieri Alberdi la prima di ascesa e caduta della città di Mahagoni, il pubblico promuove l'opera di Brecht e Weil, applausi al maestro Venezzi, nessuna contestazione. La peggiore sconfitta dell'anno per la Triestina, arriva fuori casa contro l'Arzignano, Unione mai in partita e battuta per 4-1. Buonasera telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sul vertice di maggioranza regionale di ieri. Basta con attacchi a una buona riforma della sanità e con dichiarazioni che confondono il nostro elettorato. È un messaggio chiaro che arriva dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. La maggioranza è coesa e deve rimanere tale. L'appello che ho fatto, basta uscite oltretutto lontanissime dalla realtà che confondono i nostri elettori e soprattutto minano un'azione buona di governo. Perché farlo? Quando i numeri ci danno ragione? Basta chiacchiere polemiche, testa bassa e lavorare, è il messaggio del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando il risultato del vertice di maggioranza convocato dal governatore ieri pomeriggio per appianare le divergenze emerse all'interno del centrodestra sulla riforma della sanità e la riorganizzazione ospedaliera. Presenti i segretari regionali di Lega e Forza Italia, Marco Dreosto e Sandra Savino, e in collegamento il segretario di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. Ma a capo del tavolo tecnico sulla sanità voluto dalla Lega c'è l'eurodeputata e vice segretaria del partito in regione, Anna Maria Cisint. Presidente, ieri il vertice di maggioranza lei ha convocato i segretari. Mi domando, ha dovuto dare una tiratina d'orecchio a qualcuno per quello che è successo, il caso Cisint, Riccardi, e poi il comunicato di Rizzetto che ha detto soddisfazione per il risultato del vertice, non bisogna più fare calcoli però su chi sarà il futuro Presidente della Regione, ma si riferiva magari alla corsa di Cisint? No, io dico che ieri è stato un confronto franco, sono state tratte le orecchie ma franco. Ho sottolineato come l'azione anche dal punto di vista sanitario della Giunta regionale, seppur in un terreno complicato e grazie a un impegno dell'assessore, un impegno di tutta la maggioranza, stia portando risultati positivi e i numeri lo testimoniano. E dunque nessuno, penso, visti anche i numeri e visti i risultati, può dire che la direzione sia sbagliata. Dall'altro dopo io non posso conoscere le ambizioni di ognuno. Però insomma, visto che il terzo mandato sembra ipotesi che va verso il tramonto, qualcuno magari si sta scatenando a fare ipotesi. Ecco. Io adoro guardare il tramonto. Una battuta che lascia spazio a interpretazioni fra speranze per il terzo mandato da Presidente di Regione oppure la fatalità della Via del Tramonto. Tornando al vertice di ieri, nel quale Fedriga, inutile girarci attorno, ha messo in chiaro la questione e fatto valere la propria linea, è stato lanciato un altro messaggio. Ognuno nella coalizione ha un ruolo e delle responsabilità. È stato un confronto chiaro e schietto, dove è stata raccontata la bontà della riforma, dopodiché ribadisco su questioni poi dei singoli non sono mai entrate e non intendo entrare. Soprattutto oggi, fortunatamente devo dire, non ho l'onere di essere coordinatore di una forza politica, e dopo ognuno ovviamente ha le sue responsabilità e gestisce al meglio quello che ha a disposizione. Dissi la mia sulla sanità regionale, prendo atto che c'è chi ha cambiato idea. Così il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a commento dell'esito del vertice di maggioranza di ieri. Io a maggio ho detto qualcosa sulla sanità, vedo che molti hanno cambiato idea, ne prendo atto.
Una risposta sintetica ma chiara che riporta alla memoria quella crisi di maggioranza apertasi nel maggio scorso e poi risolta. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in quota Fratelli d'Italia, era stato critico su alcuni aspetti, fra cui l'inaugurazione dell'ospedale di Pordenone, definita finta a causa della mancata operatività immediata della struttura. Ma sullo sfondo c'era sempre la riforma della sanità, a partire dal piano oncologico, elemento di uno schietto confronto anche nel vertice di centrodestra convocato ieri dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. L'esito dell'incontro è stato positivo, come confermato anche dal segretario regionale di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. La risposta di Ciriani, invece, fa pensare a una visione differente sul tema sanitario. La dichiarazione del ministro è stata raccolta a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario all'Università di Trieste, dove Ciriani ha parlato anche del referendum costituzionale confermativo della riforma dell'ordinamento giudiziario per la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. Questa è una riforma che adegua il nostro sistema agli standard europei più evoluti, come tutte le nazioni occidentali. È una riforma che vuole creare un giudice terzo rispetto alla parità tra chi accusa e chi difende. Non è una riforma, come ho sentito dire qualche sciagurato, a difesa della casta o dei ricchi, perché i ricchi già si difendono da soli in tribunale. È una riforma che serve al cittadino qualunque, cittadino normale, che spesso viene stritolato dal sistema giudiziario. E infine il sorteggio dei componenti del CSM serve a porre fine alla gestione correntizia e politica della magistratura, che dallo scandalo Palamare in poi purtroppo non ha avuto fine, è continuato tutto come prima. Quindi queste sono le ragioni che noi sosteniamo. Una maggioranza divisa che non riuscirà a portare a termine la riorganizzazione della sanità. Questo è il commento del consigliere del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian sullo scontro nel centrodestra in merito al piano oncologico. Piano sul quale lo stesso Bullian si era espresso con favore, innescando una spaccatura anche nelle opposizioni. Su un documento approvato un anno fa, avere la capacità di far riesplodere in questi termini, con questa dirompenza, una polemica politica, è veramente un capolavoro in negativo e tutto dentro il partito del presidente della regione. Enrico Bullian parla di un attacco durissimo da una parte della Lega al lavoro sulla sanità di Fedriga e Riccardi. Non è solo il piano oncologico, sul quale a suo tempo il consigliere del Patto per l'Autonomia votò a favore insieme ai Dem Cosolini e Martinez. Ad essere nel mirino sarebbe l'intera impostazione della riforma sanitaria. Sullo sfondo le prospettive delle prossime elezioni regionali e il tramonto dell'idea del terzo mandato per l'attuale governatore. Una parte della Lega, guidata fondamentalmente da Cisint, che ha la delega alla sanità dentro il partito regionale, fa un documento, un j'accuse durissimo nei confronti della gestione della sanità, come se non governasse Fedriga e Riccardi governassero da 8 anni, e quindi si punta veramente il dito contro una gestione pluriannuale di Fedriga e di Riccardi. Questo, a mio avviso, affosserà completamente l'idea stessa di riorganizzare la rete ospedaliera, che era quello di cui avevamo bisogno. Un tema, quello sanitario, che di fatto ha diviso al suo interno anche l'opposizione, proprio a partire dal voto sul piano oncologico. Io sono per non nascondere la testa sotto la sabbia e premettere però una considerazione. Oneri e onori per chi governa. E un anno fa hanno votato a favore di quel piano che adesso bombardano, quindi dovrebbero anche spiegare una parte di quella maggioranza che adesso critica il piano perché l'hanno approvato un anno fa. Dopo la presentazione del logo di Futuro Nazionale di Vannacci, i gruppi triestini che si rifanno alle idee del generale si organizzano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Abbiamo sentito Angelo Lippi del Mondo al Contrario, ospite di Ferdinando Avarino ieri a Ring. Lei è rappresentante del Mondo al Contrario di Trieste, giusto? Quindi i vannacciani, per capire, no? Lei mica lascia un partito perché non è in nessun partito, giusto? Io qua sono un pesce fuor d'acqua, nel senso che non sono di nessun partito, faccio parte di un'associazione che è un'articolazione locale del movimento, appunto, al Mondo al Contrario, che si rifà
al libro di Vannacci. Ma lei è già iscritto anche al nuovo col simbolo? No, non è ancora nato. Futuro Nazionale? Se mai nascerà questo partito mi iscriverò certamente. Ma lei dice che nasce o no? Io penso di sì, però non ho nessuna notizia. Quindi Vannacci lascerà la Lega secondo lei? Me lo auguro. Se lo augura? Perché? Io personalmente... Perché? Ma perché, per me egoisticamente, perché diciamo che non ho mai avuto un orientamento verso questo partito, ho portato simpatia per alcuni esponenti, però io non sono iscritto alla Lega. No. Il tema è che vi presenterete, immagino, alle prossime elezioni comunali, no? Le amministrative del 27. Se nasce il partito ci presenteremo ovunque. Vero? Sì, assolutamente sì. E lo scopo è quello, cioè lo scopo di Vannacci è di contribuire a governare il paese, l'ha sempre detto, e cambierebbe solo il mezzo, insomma. E sarebbe alleato al centrodestra secondo lei tutti i discorsi? Non lo so. No? Cioè pensate di andare da soli con un candidato sindaco? Tra virgolette può sembrare come una minaccia, lo dico scherzando. Si dovrà fare i conti anche con questo partito. E secondo voi bisogna realizzare solo il tratto orizzontale in Portovecchio, sì o no? Su questo o cabinovia in generale? Per me la cabinovia non è assolutamente una priorità, quindi credo che sia un problema secondario. La cabinovia sia un problema di distrazione di massa, come ce ne sono tanti, insomma. Cioè, si parla di cabinovia per mettere gli uni contro gli altri, creare questa visione quasi ideologica. Non entro nel merito se la cabinovia fa danni dal punto di vista ambientale o seppure è insicura, eccetera. Questo per me è secondario. Cioè, io credo che ci siano delle cose molto più importanti della cabinovia, fermo restando che non che critico l'opera, perché l'opera di per sé può anche essere utile dal punto di vista del traffico, del turismo, tutto quello che vogliamo, ma ci sono delle priorità e per me assolutamente la cabinovia non è una priorità, ce ne sono mille altre, le nostre periferie, i problemi della sicurezza. Tragedia sulla Napoleonica nella zona della palestra naturale sul versante di Montegrisa. È stato trovato in un dirupo il cadavere di una donna. Sul posto la polizia scientifica, il medico legale, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero della salma, si trovata in una zona impervia del crinale. Gli operatori del soccorso alpino e i pompieri si sono calati con il verricello e la speciale barella per il recupero del corpo. È stato necessario indossare le maschere antigas causa i miasmi prodotti dal cadavere in stato di decomposizione. Secondo quanto appreso, il decesso della donna potrebbe risalire circa 5 giorni fa. È giallo sulle cause della morte per quanto riguarda l'identità, ancora nessuna conferma ufficiale. Non è esclusa l'ipotesi che si tratti di Donatella Malisa, la 43enne scomparsa da Trieste il 20 gennaio. Gli indumenti corrisponderebbero alla descrizione fornita dai familiari quando la signora si era allontanata. Oltre al medico legale presente per una prima ispezione del cadavere, sul luogo del ritrovamento anche i procuratori Ilaria Iozzi, Alessandro Perogio e il procuratore capo di Trieste, Patrizia Castaldini. Nuovo episodio violento di aggressione al personale sanitario al pronto soccorso di Cattinara. Arrestato un 50enne di origine indiana in stato di forte alterazione alcolica. Ancora un'aggressione ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. La polizia ha arrestato un 50enne di origini indiane che ieri mattina intorno alle 11 si trovava in ospedale perché versava in condizioni di pesante alterazione alcolica. L'uomo all'improvviso si è scagliato contro gli infermieri e i medici che volevano visitarlo, minacciandoli di morte e poi colpendoli con calci e pugni. 2 operatori sanitari sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. Sono quindi intervenuti gli agenti del posto di polizia di Cattinara e poi in supporto le volanti della questura. L'uomo ha opposto resistenza anche agli agenti e dopo una colluttazione è stato immobilizzato e ammanettato. Nelle borse che aveva con sé sarebbero stati trovati taglierini, forbici e altro materiale potenzialmente pericoloso. Dovrà ora rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi all'Università di Trieste l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. L'emergenza è sempre la stessa, la carenza di organico. Il personale è assolutamente sottodimensionato, ci sono degli uffici che hanno scoperture anche del 65-66%, quindi siamo ai 2/3, in particolare la procura presso i minorenni, ma anche la procura generale al 50% di scopertura, mentre gli uffici giudicanti sono stati beneficiati dell'ufficio per il processo che ha visto l'afflusso di un buon numero soprattutto di giovani, le procure invece non hanno ricevuto nessun apporto da questa iniziativa.
Permane lo stato di sofferenza dal punto di vista operativo, è quanto rimarcato durante la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, anche se, come sottolineato dalla Presidente della Corte d'Appello di Trieste, Maria Caterina Chiulli, a dispetto dei voti di organico dei magistrati e della drammatica carenza di personale amministrativo, in Regione l'amministrazione della giustizia è virtuosa. Per la Presidente occorre un piano di assunzioni e procedere con una intesa Stato-Regione per garantire la mobilità del personale. Agli organici carenti mancano 45 dipendenti su 72. Nel distretto la percentuale di scoperture dei togati è del 17% alla Corte d'Appello, del 19% nei tribunali. La situazione peggiore però riguarda i giudici ausiliari, di cui manca l'83%. Nonostante ciò, per Chiulli, il distretto di Trieste è una realtà virtuosa per efficienza, produttività e durata del processo. Sotto organico e senza adeguate risorse non ci può essere giustizia veloce, corretta e di qualità. Sarebbe da ascoltare il concetto basilare ribadito nelle corti d'appello di tutta Italia. Lo ha affermato la deputata e responsabile giustizia del PD, Deborah Serracchiani, oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tra 6 mesi verrà meno una parte delle risorse stanziate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, afferma Serracchiani, eppure tutti gli sforzi del governo sono stati rivolti al mutamento dell'assetto ordinamentale della magistratura. La vera riforma sarebbe rendere efficiente una macchina che si regge sul lavoro di personale carente, di magistratura e amministrativo. Mentre è stata imposta una riforma costituzionale che non potrà portare alcun miglioramento in termini di efficienza e qualità della risposta di giustizia, aggiunge Serracchiani, siamo preoccupati per le conseguenze già previste sul piano degli equilibri tra i poteri e manifestare questa preoccupazione non è blasfemia, ha concluso la deputata Dem. Con la marcia Cammina con me, l'Azione Cattolica ripropone una tradizione che risale a parecchio tempo fa. Questo pomeriggio in 300 circa hanno sfilato lungo le vie del centro. Vogliamo essere segno di pace, vogliamo seminarla nei cuori, nelle famiglie, nella città. E il mondo tante volte porta a seminare invece discordie, contrapposizioni e vogliamo che invece anche i ragazzi, i giovani, le famiglie siano coinvolti nell'essere portatori di pace. Ci hanno messo 3/4 d'ora scarsi per percorrere il tragitto da Largo Santos in Piazza Verdi. Famiglie, anche e forse soprattutto, attraversando la città senza impegnare le vie del traffico per rispetto. Saranno stati più di 300 quelli che questo pomeriggio hanno partecipato a Cammina con me, la marcia della pace promossa dall'Azione Cattolica. Vuole intercettare sicuramente il bisogno, il desiderio di intraprendere un percorso di pace, ma in questa camminata, in questo momento di pomeriggio, è una pace che deve partire da dentro, cioè cerchiamo di cogliere la strada che parte da dentro di noi per poi raccontare all'esterno. L'iniziativa ripercorre quanto già era stato organizzato parecchi anni or sono. Già decenni fa, parliamo anche forse di una cinquantina d'anni fa, 40-50 anni fa, si faceva la Marcia della Pace, l'ultima è stata fatta 20 anni fa, circa, ed era sempre partecipata ed era un momento di gioia. Per l'Azione Cattolica dunque una manifestazione che ha anche il sapore di una ripartenza. Anche noi cristiani, come Azione Cattolica, parlo io in particolare, vogliamo essere quelli che cercano di accendere questa luce e sperando nei prossimi mesi, anni e nel futuro di anche aiutare a mantenerla accesa. Contemporaneamente in piazza Ponte Rosso si è svolto un presidio per sensibilizzare i cittadini in merito alla situazione in Iran. E adesso una notizia molto triste per il mondo della cultura cittadina, ma per certi aspetti anche per Tele4. È venuto a mancare Diego Redivo, uno storico che molto spesso è stato nostro ospite, soprattutto quando abbiamo trasmesso in diretta l'appuntamento con il Giorno del Ricordo. Laureato in storia contemporanea, Redivo era dottore di ricerca in geostoria e geoeconomia delle regioni di confine fino al 2010, assistente universitario a Trieste e Udine. È stato anche segretario del Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, nonché operatore didattico alla Foiba di Basovizza, alla Risiera di San Sabba e di altri musei cittadini. Ed è stato anche forse una persona che dalla città ha avuto meno di quanto avrebbe meritato. Andiamo in pubblicità. Rientriamo in studio, vi sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il ritrovamento del cadavere di una donna sulla Napoleonica nella zona della palestra naturale.
È ufficiale che si tratta della 43enne scomparsa da Trieste il 20 gennaio, Donatella Malisa. Secondo le fonti ufficiali, secondo fonti investigative ufficiali, si sarebbe trattato di un gesto estremo e ad una prima ispezione cadaverica sul posto non vi sarebbe nessun segno di violenza sul corpo. Queste dunque le ultime novità. È ufficiale, il corpo rinvenuto lungo la Napoleonica nella zona della palestra di Roccia appartiene a Donatella Malisa, la 43enne scomparsa da Trieste una settimana fa, il 20 gennaio. Parliamo adesso di burocrazia, un mostro che forse in Friuli Venezia Giulia è meno presente. La burocrazia continua ad essere un muro a volte difficile da superare. La pubblica amministrazione applica tempi amministrativi e giudiziari molto diversi da città a città. La buona notizia è che in Friuli Venezia Giulia la situazione è molto migliore che nel resto del paese, anche se i costi diretti e indiretti che subiscono le imprese friulane e giuliane non sono per nulla trascurabili e secondo una stima dell'ufficio studi della CGA di Mestre ammonterebbero a circa 2 miliardi di euro all'anno. Nel nostro paese non è difficile fare le cose, è difficile farle con la burocrazia, file infinite, portali che non funzionano, documenti già consegnati che mancano sempre. Ogni impresa che deve rapportarsi con un ufficio pubblico perde tempo, soldi, pazienza. La cattiva burocrazia è come un labirinto senza uscita. Ti chiede tutto ma non ti dà mai risposte. Il settore più frenato dalla burocrazia è l'edilizia, dove servono in media oltre 6 mesi e mezzo, ben 198 giorni, per ottenere una concessione edilizia per costruire un capannone commerciale. La situazione rimane difficile anche quando osserviamo le performance della giustizia civile, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza. Qui il dato nazionale parla di una durata media di 36 mesi, ovvero 1095 giorni, per arrivare alla liquidazione di un'impresa insolvente. La semplificazione che tutti invocano non è uno slogan, è una necessità. Meno moduli, più soluzioni, meno ostacoli, più futuro, perché il Friuli Venezia Giulia può tornare a correre solo se smette di inciampare nei suoi stessi uffici. Giovedì 12 febbraio il Ballo della Verdura aprirà la 72esima edizione del Carnevale di Muggia che culminerà con la sfilata di domenica 15. Sarà un carnevale che accanto al divertimento vedrà un'attenzione particolare, come è ormai noto, alle questioni che riguardano la sicurezza. È ovvio che per avere una festa bisogna anche mettere in piedi tutto un sistema di sicurezza al quale oggi non si può transigere. Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, ha così ulteriormente sintetizzato le ragioni intanto etiche alla base del provvedimento sperimentale che introduce il ticket per i non residenti che volessero partecipare alle manifestazioni serali del Carnevale. Polidori vi è tornato sopra stamani a margine della presentazione della 72esima edizione della Kermesse, smorzando le polemiche che ancora circondano il provvedimento. Altri stanno parlando, scusatemi la piccola parentesi polemica, altri parlano bisogna fare di più, bisogna mettere più guardie, bisogna mettere più controlli. Lo stiamo facendo tutto quello che è possibile fare e in più anche questa questione del ticket, ma che è visto in un'ottica di strategia della sicurezza complessiva, per cui lasciano che noi lavoriamo e noi lasciamo che loro parlino. Il QR code per accedere al centro storico si potrà scaricare dal sito del comune di Muggia, dove si trovano tutte le ulteriori indicazioni a partire dal 2 febbraio. La manifestazione dunque, il momento clou è il corso mascherato, in programma a partire dalle 13 di domenica 15 febbraio. A pagamento saranno soltanto i posti a sedere sulle tribune, il 50% dei quali comunque gratuito per gli anziani dai 75 anni in su residenti a Muggia e per i disabili con accompagnatore. Sono numerosi al solito gli appuntamenti che magari per i non muggesani sembrano collaterali e che sono gratuiti. È importante questo, che non passi che si paga per venire a vedere il Carnevale a Muggia, no, assolutamente. Dalla sfilata tutti gli eventi della settimana sono tutti gratuiti, cominciamo il giorno 12 alle 17 con la grande apertura del Carnevale e il Ballo della Verdura e proseguiamo su quest'onda tra tradizione e anche innovazione e qualche novità per tutta la settimana. Tra le innovazioni l'impegno del comune per il divertimento dei giovani di tutte le età. Per le serate invece abbiamo 2 punti musica fatti dal comune, organizzati dal comune, uno per i giovani dedicato a loro e uno per
quelli un po' come me che sono un po' più in là negli anni. La 72esima edizione del Carnevale Muggesano si chiuderà mercoledì 18 febbraio con la veglia del Carnevale e col falò Brusemo Cornelio. Per la prima volta il pubblico triestino assiste al Verdi ad Ascesa e caduta della città di Maagonni di Brecht e Weil e tuttavia all'attesa e alla curiosità per il debutto si è aggiunta quella per il ritorno a Trieste di Beatrice Venezzi, il maestro al centro delle polemiche per il caso La Fenice. E chi se ne aspettava qualche eco è rimasto deluso. Gli applausi che hanno salutato l'uscita di Beatrice Venezzi al termine dello spettacolo e che hanno fatto pari con quelli che ne hanno accolto l'ingresso all'inizio hanno fugato i timori di alcuni della vigilia, che cioè l'eco delle polemiche che coinvolgono il direttore d'orchestra e il teatro La Fenice potesse ripercuotersi anche nella nostra città. Il pubblico del Verdi ieri semplicemente ha fatto il proprio lavoro, ha cioè tributato il giusto riconoscimento a quanto ascoltato, che è stato fra l'altro di ottimo livello. Se poi, come si narra, un risicato numero di contestatori non abbia potuto accedere in sala perché è arrivato in ritardo, ciò riporterebbe tutto nell'alveo delle cose fatte all'italiana e lascerebbe pensare che non fossero triestini, che almeno noi sappiamo organizzarci. Sia come sia, parliamo di ascesa e caduta della città di Maagonni, in tedesco Aufstieg und Fall der Stadt Maagonni. Credeteci, anche in lingua originale si fa davvero fatica a pronunciare Maagonni più che il resto. L'opera di Brecht e Weil, in scena fino a domenica 8 febbraio, uno spettacolo non facile, di quelli in cui, perlomeno nella versione proposta dal Regio di Parma e dai teatri di Reggio Emilia, il secondo atto, che ingloba anche il terzo previsto dalla struttura originale, primeggia sul primo ed offre i maggiori spunti di comparazione trasversale. Primo fra tutti quello con Kander e Deb, che ci starebbe anche dal punto di vista narrativo. In fondo Cabaret racconta anch'esso una società intrinsecamente corrotta e alla fine mette d'accordo tutti anche in virtù di una compagnia di grande valore. La vicenda ancora una volta racconta una storia di cupidigia e di ingordigia e lo fa secondo la tradizione brechtiana attraverso un'impostazione di fatto didascalica. Qui sorge un problema: non sembra che il regista, il tedesco Henning Brockhaus, sia più in grado di gestire con continuità, nella sua interezza e complessità, un materiale comunque ricco di spunti e francamente non è propriamente uno spasso vedere di continuo personale tecnico portare o togliere materiale scenico. Insomma, in ultima analisi, uno spettacolo riuscito, musicalmente autosufficiente ma registicamente irrisolto. Bene ha fatto il Verdi a proporlo per la prima volta al pubblico triestino, il quale dal canto suo, come si diceva, ha dimostrato di aver gradito. Ancora una sconfitta per la Triestina, la trasferta in terra vicentina è stata amara per l'Unione, che torna a casa battuta dall'Arzignano per 4-1. La Triestina torna a casa mogia dalla trasferta in terra vicentina. Le speranze di dare continuità alla vittoria contro il Lumezzane si infrangono alla fine della partita contro l'Arzignano, partita fra l'altro priva della consueta applicazione da parte degli alabardati. Una gara finita già in apertura di ripresa. Il primo gol dell'Arzignano è arrivato alla mezz'ora del primo tempo. Latchi incassa. Lo stesso Latchi al 45esimo raddoppia su assist di Mattioli. Mattioli poi al settimo della ripresa insacca su torre di Milillo. Al 22esimo Ocolo, in fondo unica nota positiva, gira in rete un cross di Anzolini e accorcia momentaneamente le distanze per la Triestina. Ma la partita si chiude 5 minuti dopo con Lanzi alla fine di un'azione corale. La fase conclusiva dell'incontro non riveste più alcun significato. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Vi ricordo domani alle 13:20 e alle 19:30 le 2 edizioni del telegiornale. Buona domenica, arrivederci.